per sentire le voci del territorio siamo andati in quel di San Donà, abbiamo trovato l'architetto pubblicitario Valerio Pradal. Buongiorno architetto. Buongiorno a lei. Come va oggi? Bene? Ma oggi c'è il sole, quindi c'è già un aspetto positivo. Bene, allora cerchiamo di aprire in maniera positiva, anche se le domande che le vengo a fare sono propedeutiche al momento attuale, alla situazione che stiamo vivendo, grave situazione non solo italiana ma mondiale a causa del coronavirus. Come vivete voi liberi professionisti questo drammatico momento? Guardi, io devo dire innanzitutto una cosa, che ogni momento ha la propria realtà e la propria situazione, e certamente la drammaticità che stiamo vivendo, diciamo, si ripercuote su diversi aspetti. Però in base all'equilibrio che esiste, ci sono sempre in questi casi anche degli aspetti per certi positivi. Parliamo volgarmente e banalmente che c'è qualcuno che fa dei business nelle vendite di questa situazione. Quando l'altro giorno parlavano ad esempio della produzione normale che vengono fatte di certe attrezzature, o la cosa ancora più eclatante del virus, dell'antivirus, del vaccino, dei farmaci che vengono fatti. Per quanto riguarda il mio settore in particolare, che sono quella persona, una di quelle persone che deve analizzare come sta andando la società normale, per poter elaborare, inventare, creare e realizzare dei motivi di vendita, dei motivi di conseguenza di acquisto da parte delle persone, devo dire che questo sarà, io lo reputo, un po' come la terza guerra mondiale. Einstein diceva: io non so come si combatterà la terza guerra mondiale, ma la quarta si combatterà con la clava. Quindi il fatto di un rapporto che sarà più diretto, più umano, una situazione particolare che nasce. Giorni fa, su una campagna pubblicitaria che ho impostato, che ho donato a Luis IV del Veneto Orientale, avevo fatto un'affermazione particolare e dicevo: se il contagio si cura con il distanziamento sociale, le persone si curano con la relazione. Bene, io ritengo che ci sarà un cambiamento epocale, ecco perché parlavo di terza guerra mondiale, in questa situazione, però genera, come tutti i cambiamenti, come tutte le rotture, genera una situazione nuova, dove io mi auguro e sono quasi certo che il rapporto umano riprenderà ad avere il suo giusto valore e il suo protagonismo. Non sarà più quello che diceva Papa Francesco: siamo nella guerra mondiale dell'economia, del denaro. Io penso che si ritorni nel valore, riscoprire il valore delle persone. Riscoprire il valore delle persone vuol dire ritornare un po' a quelli che erano i valori fondamentali della nostra Costituzione, che sono stati dimenticati negli ultimi tempi, sia dalla politica che anche da un comportamento normale delle persone, del popolo. E questo ritengo sia una cosa importantissima, perché senza fare un passo indietro e riscoprire i valori, probabilmente il futuro sarebbe molto più difficile. Lei ha pienamente ragione, perché il denaro può creare altro denaro, situazione materiale, mentre l'uomo può creare sentimenti, può creare gioie, paure, ma soprattutto può anche arrivare a dominare il denaro. Non deve essere dominato dal denaro, questa è la cosa importante. Per cui riscoprire i valori delle persone è fondamentale. Noi a volte facciamo così, cerchiamo di fare le cose sempre più difficili, sempre più impegnative, perché siamo un po' rapiti da questa comunicazione che avviene nei social o situazioni del genere. Invece, secondo me, questo è il momento. Quindi, da un lato fa bene fermarci per riflettere e pensare forse chi siamo noi. Ecco, questo è il grande problema che noi abbiamo, rapiti dalla comunicazione frenetica, forse ci siamo dimenticati chi siamo veramente. Io, Valerio Pradal, chi sono, a parte il nome e il cognome? Certo, le faccio una domanda e lei mi risponderà naturalmente in due momenti. Una domanda che prevede comunque, la prima parte della domanda è: il nostro governo ha agito in conformità secondo lei, all'esigenza di gravità che c'era, o è partito in ritardo?
E la seconda parte della domanda, l'Europa come si è comportata e come si sta comportando nei confronti dell'Italia, vista la gravità della situazione anche economica? Allora, Oltre naturalmente che umana dal punto di vista delle perdite umane. guardi, le sue domande sono chiare, ma è un po', da un lato posso dire, le ho già risposto, nel senso, lei mi parla di governo e mi parla di Europa, due definizioni astratte. Forse sarebbe meglio parlare, per questo si arriverà, di persone cosa hanno fatto, ma questo è un discorso troppo lungo. Le dirò, su questa situazione, fin dall'inizio, tutti hanno bleffato, tutti hanno detto le bugie. Per cui, come avviene nei social, che molte volte una persona va a condividere come vera una fake news, è successo anche a loro, proprio perché sono persone e quindi basta vedere quante volte anche in televisione e nelle reti nazionali vanno a pubblicare o a promuovere o a presentare delle fake news estrapolate da internet e si accorgono dopo qualche giorno, in particolare senza fare pubblicità, striscia notizia, mostra che erano notizie false e tutto. Qua è nato fin dall'inizio la falsità nella comunicazione e si è sempre cercato di sviare determinate situazioni perché l'esigenza economica è troppo forte rispetto alla situazione reale che esiste. Quando è diventato incontrollato il tutto, quando si cominciava a morire non in 15-20 giorni, ma in 3-4 giorni, quando gli ospedali hanno cominciato ad essere intasati, quando ci si è accorti che la gravità di questo problema non era data, e che ritengo ancora tuttora che sia una normale definizione di influenza, perché il virus attualmente c'è in giro 4-5, non uno solo, c'è quello del raffreddore di altri. Questo invece ha dimostrato, e qua c'è da verificare casomai come mai questa velocità, che in 48 ore una persona da sintomi di febbre può passare in broncopolmonite e dover essere intubata. Questo non era mai successo. Le porto un esempio banale. Io che ho avuto un problema sanitario, parlo. Quando una persona ha un infarto rimane 2, massimo 3 giorni in terapia intensiva. Dopo ne esce e va nel reparto. Qua in terapia intensiva la persona sta dai 12 ai 15 giorni. Per cui quella stanza per 15 giorni viene occupata, quando normalmente potrebbe essere usata per 7 persone. Avendo limitato il numero di questa disponibilità è nato questo problema. Quindi dico, il problema è nato dalla bugia iniziale. Dalla bugia iniziale perché fin dall'inizio non è stato presentato veramente com'era il problema. Certo che l'Italia, che ha una storia, una cultura, una preparazione, certi professionisti potevano essere, forse parlare, essere più chiari. Ma qua nasce un altro problema. Quel primo medico che fece la dichiarazione di questo virus in Cina, la risposta lo fu che lo misero in carcere e dopo morì. Quindi il coronavirus è stata una grandissima fake news. Questo è il problema. Al punto che era talmente fake news e talmente fatta bene che è diventato tutto reale. E siamo arrivati in questa situazione. Per quanto riguarda l'Europa, sì, prego. Per quanto riguarda l'Europa, la situazione è che l'Europa non è un'Europa politica, è un'Europa economica. Per cui giustamente hanno salvaguardato il discorso economico. Questo è il problema. Non è stata un rapporto, non è l'Europa dei cittadini, è l'Europa del libero scambio, ma libero scambio economico, non del libero scambio di persone, di pensiero, di dialogo, di confronto, di rapporti umani. Finché non risaliamo su questo, perché? Perché l'Europa non ha un'identità ancora. Siamo degli individualisti totali. E allora, finché non c'è il rapporto umano, non ci può essere l'Europa. Finché la persona non la riportiamo al centro del palcoscenico, non ci può essere l'Europa. Per cui il problema per il primo ministro inglese è diventato quando lui ha avuto la malattia e se l'è fatta sotto. Allora si cambia, si vaccina tutti. Questo è il fatto. Finché il morto è di un'altra famiglia, noi siamo abituati a girarci dall'altra parte. Certo. Quando arriva nella nostra famiglia, allora ci incazziamo di brutto, colpa del governo, colpa dello Stato, colpa del Papa, cominciamo ad attaccare tutti perché pensiamo di essere noi gli unici colpevoli e gli altri non ci fanno nulla. Lei da ex amministratore pubblico, lei ha fatto il sindaco di... No. Io ho fatto
presidente del consiglio d'istituto, altre cose, la politica sono sempre rimasto fuori. Ah, è rimasto la fuori. Politica di partito. Ah, io pensavo fosse anche... Può succedere in futuro. Sì, va bene, va bene. Abbiamo bisogno di persone con grinta come lei. Comunque, dal suo punto di vista, come avrebbe agito se fosse stato il sindaco di un comune? Come avrebbe presa? Ma il sindaco di un comune ha potere quasi nullo, perché sopra c'è la provincia, c'è la regione. Io parlo se fosse stato un discorso che qua è molto più grande, un discorso nazionale, di fronte a un problema del genere, avrei subito mosso il mio controspionaggio per verificare se le cose sono vere o no. Questa era la prima cosa da fare. Abbiamo informatori in Cina o altre situazioni che si poteva veramente sapere se il contagio era grave o no. Io ho visto dei filmati di un ragazzo cinese, del ragazzo italiano che vive a 20 km da Wuhan, che è uscito anche su internet, e mostrava che diceva a fine dei primi giorni: ma qua la situazione non è come la dicono, è ben più grave, qua stanno morendo persone ogni giorno. Ed era gennaio, metà gennaio. Io conosco una persona che sta avendo ottimi rapporti anche a livello diplomatici con la Cina, era rientrato da novembre dalla Cina, fine novembre, primi dicembre, e lui mi ha detto: sì, c'è qualcosa di situazione molto particolare, però non si dice nulla. Quindi se le so io, che sono un cittadino comune, che va a fare la spesa tutti i giorni, che lavora, e non sono una persona che può utilizzare questi corridoi particolari di informazione, dico: oh, si è voluto tacere? Perché cosa c'era da salvaguardare? Tutto il turismo? C'era da salvaguardare un certo tipo di economia? Vabbè, questo ha costato in Italia più di 10.000, 13, 14, 15.000 morti. Un'ultima domanda scottante. Io la mia opinione ce l'ho, ma vorrei sentire la sua. È iniziata con il virus dato dall'animale, ossia dal pipistrello, e poi c'era, come si può dire, la voce che invece poteva essere una elaborazione del virus, una manipolazione del virus da un laboratorio. Io ho la mia opinione, è molto grave la mia opinione, però voglio sentire la sua. Guardi, io le porto un esempio abbastanza semplice. Avendo lavorato nel mondo dello sport, in particolare anche molto nel mondo del ciclismo, dove è stato il primo sport che si è battuto molto per il doping, e si diceva: il doping va eliminato, va bloccato, tutte quelle cose là. Io ho detto: doping vuol dire ricerca. Se si blocca la ricerca, ok, vuol dire che blocchiamo tutto lo sviluppo che possiamo avere, quello che fa bene della ricerca, ad esempio farmaceutica in particolare. Quindi non si potrà mai bloccare. Per bloccare non è tanto agire su quella situazione, ma agire sull'essere umano. Se noi non portiamo avanti la cultura nelle persone, non potremo mai risolvere il problema. Questo è fondamentale. Noi abbiamo escluso moltissimo in Italia lo sviluppo della scuola, e stiamo andando avanti ancora con la riforma del 26 di Gentile. Quindi la situazione è abbastanza critica. Sviluppiamo, cominciamo a lavorare sui giovani, investiamo sui giovani come formazione, come preparazione, come cultura, ma non con insegnanti, e non me ne voglia nessuno perché ne conosco diversi che sono usciti dall'università col 24, col 27 politico, da persone preparate che hanno studiato, si sono preparati in maniera seria nel portare avanti un certo discorso. Questo è un altro argomento molto importante, lo potremo discutere in una seconda opportunità che magari lei mi dà in futuro anche per fare il punto della situazione. Però le devo dire che lei è stato è stato un po' filosofo, non è che mi abbia risposto come avrei voluto io, è stato diplomatico, ecco. Posso dire perché ha ragione in questo. Diplomatico lei? Ha ragione in questo, però io devo anche, e vorrei che lo facessero anche tanti altri, in questo momento io non sto parlando con lei, sto parlando con una potenziale massa di persone che non so chi sono e non so come sono preparati per recepire il mio linguaggio. Per cui nel momento in cui, in questo caso, io divento, fra virgolette, un personaggio pubblico, devo stare attento allora a come parlare. Mentre se facciamo una chiacchierata, 2, 3, 4, 5, che ci guardiamo negli occhi, in cui posso avere la risposta delle situazioni, allora posso essere più esplicito. Però io ritengo
che anche dal punto di vista della comunicazione ci deve essere una riforma che metta in regola queste cose. E qua si parte su un discorso fondamentale che lei prima ha fatto: ci vuole rispetto. Se noi non ripartiamo da un discorso di rispettare chi abbiamo di fronte, non abbiamo capito nulla, e ben venga il coronavirus. Architetto, grazie per il suo intervento. Un pensiero naturalmente cerco di averlo sempre per quelli che sono in prima linea, i sono medici, stupendi, la Croce Rossa, guardi, sono persone stupende. Gli infermieri, tutti quelli che naturalmente si mettono in condizioni di pericolo molto più di noi che ce ne stiamo a casa. Se mi danno altri 20 secondi volevo dire una cosa veloce, se posso. Dipende. Allora, io nella campagna che ho fatto se poi fa il bonifico può esserci. Sicuramente. No, nella campagna che era uscita andrà tutto bene, quella fatta che era uscita, che è stata portata avanti. Ecco, io sono uno dei primi che l'ha contestato proprio, ma pesantemente, perché non si può dire andrà tutto bene che non sappiamo neanche cosa sta succedendo. Andiamo a dirlo a quelle 15.000 famiglie delle persone morte che andrà tutto bene. Allora io ho cambiato uno slogan, ho cambiato messaggio, ho cercato di dare il mio contributo, dove sono presenti tutte persone, dai medici, sindaci a persone normali qualsiasi, che è giusto, perché sono persone, hanno messo il loro volto, tutti in bianco e nero, e la campagna è uscita molto semplice: io conto su di te. Questo è il punto fondamentale. E chi si è messo in prima fila, i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio delle lastre e quelli delle analisi, sono persone stupende. Stanno lavorando in maniera disastrosa, disumana, con immagini fortissime, e meritano veramente il nostro grande applauso. Grazie architetto, io la saluto, l'architetto Valerio Nadal. E cosa le devo dire? Architetto, ho detto Nadal, invece era Pradal, mi scusi architetto. Ma succede, l'emozione. L'emozione, parlare con lei è emozionante. Io la ringrazio, la saluto. Grazie. E le do appuntamento magari alla prossima settimana. Grazie, buona giornata, arrivederci.